amici Trevignole, sono chi all'estero, a Arco, vede domenica 9 giugno, sole splendente, tantissimi turisti, proprio, guarda qua, la piazza di Rio Accesa proprio piena, va che roba, non parlente dei bar, proprio, guarda, ninguém sta agli ordini, ninguém sta agli ordini, cioè proprio una stagione così proprio nessuno se l'aspettava. Favoria del tempo, dei prezzi accessibili, insomma, va che roba. Arco è il microclima, che sai che chi vai su le banane, vai su che le scimmie che gira per strada, i leoni, ecco, va che roba. Turisti, proprio dappertutto. 9 giugno, insomma, deve essere così anche, Se non è così, cioè, se il 9 giugno è tutta sta gente, sarebbe da preoccuparsi, sarebbe veramente da preoccuparsi. Ecco, adesso anch'io al Casino di Arco, vedete banane, vedete, cioè, gang caldo che è quasi opprimente, e poi gang veramente un sacco di gente anche al casino che non si capisce come mai sto bar va male, perché con tutta sta gente qui è in piena stagione, cioè anzi che piena stagione, prima della stagione, ma dico, e vanno anche dentro, cioè su bella televisione, cioè no, dopo i dischi che il turismo va male, ma non è mica da lamentarsi, dai, guarda, domenica 9 giugno 2013, pieni, tu pieni, guarda quanta gente che... E poi si lamenta del traffico, ma se c'è il traffico vuol dire che c'è gente che passa, che dà da mangiare a sti operatori, no? Ma che roba. Queste Vignole, sei qua con l'Erica, che ne parlerà di come va la stagione. Che io ho visto il casino tutto pieno. Com'è? No, non ti risponde il dialetto, no? Del casino di Arco, ma sta stagione qua, come va là? Come va? La gara a partire, quello che ti dica, non è ancora partita. Dopo noi del casino non è che sei un soggetto attendibile per la stagione arcense estiva, lavorando più magari sull'inverno, essendo noi un caffè. Ma ascolta, dici che sto bar non va neanche a pacche, è il vera o non è il vera? Il gare sono difficoltà. Ma perché? Ma forse sai, prima di tutto bisogna guardare al lavoro che stiamo facendo noi, quindi magari bisogna migliorare anche da parte nostra. Dopo dall'altra parte c'è anche da dire forse che la struttura, forse per la gente di Arco, per il turista medio di Arco, è quasi impegnativa, chiamiamola così. Ma che è ancora la sindrome che va tutti del Trentino invece nella casino? Ma quello non credo, sicuramente Arco che ha tanti bar, quindi la massa critica la si divide in tanti, dopo tra casino o altre parti, l'importante è che la gente venga, dopo sicuramente si potrebbe fare di più, bisognerebbe magari da parte nostra rendere un po' più accogliente la struttura, però sai, ormai la struttura del casino ha il suo profilo, noi dobbiamo seguire quella, quindi è un po' impostata. Ma è sì che le provare con i giovani, le provare... Ma sì, ma dopo parliamo di un periodo che è difficile anche nei consumi spicci come sono questi del... Sì, ma dico le feste, quelle robe lì... Sì, no, si provano, si fa, ma per organizzare, per far venire gente devi organizzare grandi cose. Però le grandi cose... È una sala che insomma... Sì, quello sì, è vero, dopo sai, ti ripeto, è tanta passione, tanta voglia di fare, quella ce l'abbiamo. A volte si fa fatica un po' a capire certe logiche, a far quadrare certi conti, sai, la sala è impegnativa sia di allestimento che di spese di affitto, queste cose qua, e non sempre gli eventi che organizzi hanno il risultato che magari speri, a volte
magari se trovi 2 o 3 eventi che non ti vanno come dovresti, allora cominci magari a... Vale meglio quando che hai congressi o robe? È brutto da dire, ma noi adesso abbiamo fatto un piccolo meeting, un centinaio di persone, di un meeting di un gruppo sportivo, cioè di un'azienda sportiva, abbigliamento. Per noi quelle cose lì sono una manna. Quindi il comune dovrebbe forse attivarsi del più per queste robe qua. Detto tra di noi, io e te, sicuramente è la cosa che a me gioverebbe di più, a noi come gruppo, non so a livello locale, però sicuramente è una ricaduta, perché queste 100 persone internazionali, quindi di 10-12 nazioni, mi dicevano che sono stata qua per 4-5 giorni, ha alloggiato qua negli alberghi, ha avuto una ricaduta perché comunque non venivano solo da noi, hanno fatto un paio di feste anche in piazza. Sono quegli eventi che secondo me creano un indotto diverso. Ascolta, mi sono uno che vuoi sposarmi e vorrei farlo qui nel salone degli Ecco, specchi, delle feste. Bella domanda. Quando viene essere fuori? Sicuro è una roba da coparsi, no? Scherzo. Cioè? No, il problema forse è quello, ma hai fatto una domanda giusta, perché tanti forse non lo sanno, forse noi non abbiamo fatto passare il messaggio. Noi matrimoni ne abbiamo fatto uno anche questo sabato, erano amici, erano gente che conosciamo io e Marcello da anni, veramente loro sono rimasti piacevolmente colpiti, la struttura dalla possibilità di fermarsi qua da mezzanotte da mezzogiorno fino a mezzanotte, e l'impegno, credimi, l'impegno economico per loro è assolutamente sostenibile, quindi è questo un po' il tabù da sfatare. Cioè non fai in cifre, però dicono che... No, ma anche perché noi il ragionamento che facciamo è, guarda, questo è il preventivo, beccatelo, cioè questa è la tariffa che noi facciamo uscire. Noi facciamo, cioè, compreso il pranzo ovviamente, no? Sì, chiaro, noi facciamo, ma noi ci sediamo a tavola con gli sposi e chiediamo: ragazzi, cosa avete in mente, cosa vi piace fare, che budget avete, quindi viene uno che vuole fare una cosa da 50, pronti, siamo disposti a fare una cosa da 50, vuole farla da 100. Non è per far paragoni, ma forse bisognerebbe acquistarmi il Toblin? Ti ripeto, ahimè sono tutto casa e lavoro ultimamente, quindi non saprei fare dei paragoni, però è una bella lotta. Io penso che ce la giochiamo, non conosco i prezzi in giro, perché sinceramente non perché siamo sicuri del nostro operato, ma proprio perché ragioniamo molto sul nostro. Io credo che sia una cosa sostenibilissima. E poi bisogna calcolare il fatto che ti hai una sala, insomma. Ragazzi, quella è una sala che lo dicevano proprio gli invitati che non erano di qua ma erano del sud Italia e che sono venuti proprio per il matrimonio, e ci hanno detto: ragazzi, voi avete scelto, chissà cosa vi è costata questa location, cosa avete fatto. Sinceramente ti dico, l'abbiamo fatta entrare nella proposta, e è un valore aggiunto per un matrimonio, cioè tanti servizi fotografici gli sposi li fanno o all'interno o nei giardini qua davanti o al Parco della Ciduca, quindi secondo me la struttura, se non è una delle migliori, poco ci manca. È il messaggio che c'è noi da Televignola, vuole sposarvi, parleghe. Siamo qua, ragazzi, ciao, Grazie. vi aspettiamo, ciao, grazie a te.